Si chiude il faro lunedì? Questa è una bella domanda, direi che io sono una persona coerente e quindi io resto coerente, sempre. La scissione in casa Lega è sempre più vicina. A 48 ore dalla scadenza dell'ultimatum a Flavio Tosi da parte del Consiglio federale, il sindaco di Verona continua a testa bassa e annuncia la sua intenzione di non spegnere il suo faro, nonostante il diktat del Carroccio. Una decisione che porterà sicuramente alla rottura. Il segretario nazionale non tollera il commissariamento. Se la decisione del federale non cambierà, si vedrà costretto a lasciare, dice, e molti lo potrebbero seguire. Se succedesse quello che nessuno vuole e quello che non si auspica, ovvero sia una rottura, se succedesse questo poi è chiaro che ci potrebbero essere all'interno del movimento, dal sostenitore al militante all'amico, persone che fanno scelte individuali. La senatrice Patrizia Bisinella annuncia che insieme ad altri 4 parlamentari è già pronta a lasciare la Lega Nord e a fondare un nuovo gruppo. Anche il Carroccio trevigiano si divide, così come nel voto in Consiglio nazionale. Da un lato il segretario provinciale Dimitri Coin e Cristiano Paro, che continuano a sostenere la linea di Via Bellerio. Matteo Salvini ha dato una linea forte e chiara ieri dicendo che Zaia è solo Zaia e quindi si va in quella direzione. Lei è una grande famiglia con delle articolazioni, ognuno la pensa a modo suo e ci può anche stare. Si tratta di trovare la sintesi. Allora, se si trova la sintesi anche con dibattiti molto accesi, va più che bene. Se invece non si trova la sintesi, questa è abbandonare la famiglia. Dall'altra Luca Baggio, presidente della Liga Veneta, che con Leonardo Muraro conferma il suo appoggio al Tosi. Io sono un amico di Flavio Tosi. Flavio per natura predilige il dibattito e le imposizioni. Io per spirito mi ci ritrovo in questo tipo di filosofia, per cui anch'io prediligo il dibattito a qualsivoglia forma di posizione, per cui se servirà, se ne parlerà, si discute e dopo ognuno in scienza e coscienza farà la scelta che ritiene più opportuna.